Gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti questa volta a Roma, allo Stadio dei Marmi, dove l'Equitazione torna dopo 31 anni. C'è in corso la seconda manche dell'ultima prova, la finale del campionato italiano juniores primo e secondo grado, in questo caso il secondo grado. Abbiamo in campo Massimo Grossato, un giovane cavaliere di Torino. Accanto a me per aiutarmi in questa telecronaca il generale Cini, che è responsabile del settore juniores e capo equipe della squadra quando la squadra è all'estero. Allora generale, questi ragazzi, le nostre promesse? Ci sono e non tanto qua dove l'acqua ci ha disturbato nell'avere dei risultati tecnici in questo campionato, ma all'estero abbiamo avuto delle prestazioni direi molto buone di questi ragazzi. Questo ragazzo che voi vedete adesso, Massimo Grossato, è stato sesto ai campionati europei nell'individuale con un 0 al primo giro e un 8 penalità al secondo giro, con una prestazione veramente notevole. Il percorso in campo, generale, difficoltà? Direi difficoltà tecniche più che nelle altezze. Il nostro bravissimo Capuzzo ha messo qua qualche piccola difficoltà tecnica. Abbiamo visto un errore all'ingresso della gabbia. In particolare per quanto riguarda le distanze nelle diritture eccetera, cioè quelle che di solito si chiamano difficoltà tecniche, più che nelle altezze, che sono forse un buchettino al di sotto dato lo stato del terreno. Che comunque ha retto abbastanza bene la pioggia. Ha retto meravigliosamente bene, tant'è vero che per noi è stata una grande sorpresa poter nel futuro sfruttare questo terreno. È veramente una conquista per Roma, dove praticamente i terreni di una certa spettacolarità sono solo Piazza di Siena, vincolata da 100.000 cose, 100.000 vincoli di sovrintendenze, belle arti eccetera. Intanto Grossato ha terminato il suo percorso con 5 penalità e un quarto. Ecco generale, come funziona? Noi abbiamo visto che questo campionato si è svolto già in altre 2 gare che si sono avute nei giorni scorsi. C'è una classifica provvisoria, adesso c'è un'ultima gara. Ora che succede? Questa gara qui ha un punteggio maggiorato del 50%, la somma dei punti delle varie gare ci dà il campione in carica. E intanto è in campo Enrico Maria Frana su Busby secondo. È un ragazzo particolarmente estroso, lavora a Bergamo con Piovan, che è un ottimo istruttore, capace di vincere in un concorso anche 3 categorie a seguire, ed è veramente una prova. Non l'abbiamo ancora impiegato in campo internazionale, cosa che faremo per abitudine, specialmente se riuscirà a vincere questo campionato, e l'appuntamento dovrebbe essere il Belgio o Parigi a fine anno. Ecco, sta facendo il percorso e continua a comportarsi molto bene, nonostante che il suo istruttore sia venuto a dirci che il cavallo aveva avuto un ulteriore incidente prima di iniziare le gare. Perché ulteriore? Perché già ne aveva avuto ieri uno che si è lacerato all'interno della bocca, e oggi ha avuto un ulteriore incidente, credo alle gambe, perché si è infilato in una di questi ripari in ferro. Di nuovo errore alla gabbia, possibile che ci siano problemi nella battuta, il terreno che è piaciuto un po'? Forse senz'altro un po' di problemi nella battuta ci sono. Ecco, se non erro finisce con 8 penalità nel tempo di 49,10. E adesso entra in campo una Mazzone, si tratta di Noemi Fantini. Ricordiamo allora che Massimo Grossato ha chiuso in 5,25 la seconda manche, mentre aveva 8 nella prima. Enrico Maria Frana ha chiuso con 8 penalità nella seconda, aveva 4 nella prima, per cui se dovessimo fare una classifica provvisoria di questa gara finora, Frana avrebbe 1 punto e un quarto in meno di penalità. Adesso seguiamo il percorso, come abbiamo detto, di Noemi Fantini su Jessi. Ecco, Noemi Fantini è una mazzone romana, è seguita da Galeazzi, ottimo istruttore e ottimo cavaliere, e abbiamo impiegato questa ragazza non tanto quest'anno ma l'anno scorso in gare internazionali. Un errore all'ostacolo, autocentri Balduina, Tavole e barriere, un ostacolo forse un po' più delicato degli altri. proprio delicato degli altri. Ecco, adesso la ragazza affronta la doppia gabbia. Che adesso è rimasta una gabbia singola. Sempre, sì, la doppia gabbia era inizialmente, comunque ha fatto un errore all'ingresso della doppia gabbia.
ecco, continua a fare qualche errore, il cavallo non è nelle sue migliori condizioni, anche in altre occasioni abbiamo visto questo cavallo che non è più all'altezza dell'anno scorso quando lo abbiamo impiegato in ambito internazionale. C'è un errore anche nella gabbia finale di questo percorso messo da Adriano Capuzzo, finisce in 21 punti di penalizzazione Noemi Fantini su Jessi, ne aveva 12 nella prima manche, quindi sono 34, c'è anche una penalizzazione nel tempo massimo, una penalità, evidentemente 4 secondi o 3 e un parziale di penalizzazione sul tempo massimo della seconda manche. Il campo prova è molto distante dal campo ostacoli, quindi c'è sempre qualche problema nell'arrivo dei binomi dal campo prova. Il tempo massimo della seconda manche, dicevamo, è di 50 secondi, quindi 53 e 92, come se fossero ovviamente 4 secondi in più. Stiamo aspettando Stefano Bracco su Parigould de Chossois. Noi siamo ospiti della tribuna della giuria perché il tempo decisamente inclemente ci ha costretto ad abbandonare la nostra puntazione all'esterno. Vedete intanto Bracco che sta montando a cavallo ai margini del campo e adesso si avvicina al campo ostacoli. Allora questo stadio dei Marmi potrebbe avere un futuro nell'equitazione. Ne riparleremo nel futuro, questo dobbiamo ringraziare i servizi impianti del CONI. Ieri c'è stato qua il dottor Pescante, le abbiamo fatto visitare un po' quello che noi avevamo costruito ed è rimasto favorevolmente impressionato e ci ha dichiarato che farà di tutto per si arriva ad avere uno stadio per l'equitazione anche a Roma. Ma non un stadio per l'equitazione, no, ma altro spazio importante per delle manifestazioni di grosso livello, sì. Questo era un rodaggio di questo impianto, il rodaggio è stato ottimo. Adesso il terreno regge, no? Il terreno regge, questo è il rodaggio più importante. Dobbiamo affinare la questione del campo di prova. Anche perché questa gara mi pare confermare che a Roma quando ci sono i concorsi ippici piove sempre, no, per cui bisogna attrezzarsi. Nella tradizione, è rimasta nella tradizione romana. Quindi come possono vedere i telespettatori proprio dal campo, le zone dove l'erba è sparita sono molto poche, quindi questo sta a significare che il campo veramente regge. Ecco, Stefano Bracco sta affrontando il suo percorso, è un ragazzino che noi stiamo mettendo sott'occhio adesso, non ha ancora fatto gare internazionali, però ha partecipato a uno stage con Cristoforetti ai Pratoni del Vivaro ed è un ragazzo che potrebbe darci delle soddisfazioni. Io vorrei che chi vede non si impressionasse del grosso numero di errori, e il fattore acqua, diciamo, è stato determinante. Per giunta lavoriamo con dei ragazzi e non con dei professionisti, per cui quando il terreno non è ottimale le prestazioni diventano decisamente più basse. E poi abbiamo detto che gli ostacoli sono anche abbastanza di rilievo. Da campionato, non è che gli ostacoli, qui arriviamo sul 1,40 m, al prossimo manche se riusciremo a farla sarà sul 1,45 m, 1,50 m, quindi arriviamo su delle altezze da concorso senior di buona qualità. Finisce con 24 penalità e 25. Parigould de Chossois montato da Stefano Bracco. Quindi con le 8,5 di penalità che aveva nella prima manche sono 32 penalità e 3/4 complessive tra prima e seconda manche. Ci sarà poi una terza manche, no? Terza manche, dove è disputata il 20% dei cavalieri che hanno effettuato questa manche, naturalmente secondo la classifica. Ex equo compresi, quindi vedremo che cosa succede. Insomma, un minimo di 2 o più, però non vedo molti ex equo. I molti errori portano a una classifica un po' anomala, direi.
molto movimentata. Ecco, Matteo Barca è un altro allievo che ha già debuttato in campo internazionale, è venuto con noi a Dinard, ha fatto Piazza di Siena, va abbastanza bene. Il vedere che il suo istruttore è Luciano Campagnaro mi fa ricordare che a sua volta l'istruttore Luciano Campagnaro è stato Oppes, e in questo campo, nella preolimpionica di 30 anni fa, 1960, 31 anni fa, uno dei più bei percorsi fu fatto proprio dall'istruttore di questo istruttore, Salvatore Oppes e Antonio Oppes, che parteciparono tutti e due i fratelli a questa preolimpionica. Erano tempi in cui i fratelli c'erano diversi nella nostra guidazione. Ce n'erano diversi e buoni, e decisamente buoni. Forse di tutti il ricordo più bello, no? Qui a Roma dell'equitazione. Insomma, le Olimpiadi del 60 furono il trionfo dell'equitazione, anche perché la gloria dei fratelli Dinzeo fu finalmente, diciamo, riconosciuta in tutto il mondo. Anche in tutto il mondo, e in particolare anche in Italia. Furono veramente profeti in patria. Ecco, adesso Matteo Barca sta partendo e vediamo se forse il numero delle penalità diminuisce un attimino. Ecco, questa previsione credo che non si realizzi, è stato un errore, ma vi assicuro che molto dipende dal terreno, perché come vedete si è fatto un po' pesante. Si è fatto decisamente pesante, l'avvicinamento è corretto, i cavalli sono portati con un certo equilibrio, ma il salto non è quella elasticità che in effetti dovrebbe avere. I cavalli risentono molto, siamo già al terzo giorno di gara e siamo già alla seconda fase di un percorso decisamente impegnativo. Un terreno, diciamo, buono, ottimo, asciutto, avrebbe portato a ben altri risultati, come d'altra parte fu l'anno scorso, dove i netti ci furono sia alla seconda manche che alla fine della terza manche. E Matteo Barca finisce con 29 penalità nel tempo di 53,07. Sono quindi 41 penalità e 3/4 sommate alle 12 e 3/4 della prima manche. Matteo Barca della società ippica veronese che montava Extas van Heuvelgem. Adesso abbiamo invece in campo Jolly, un cavallo olandese montato da Laura Costantini del circolo ippico Pegaso. E questa Laura Costantini è stata qui una piacevole sorpresa, una ragazza che finora non si era messa granché in luce. Devo dire che questo concorso, anche grazie a questo ottimo cavallo, è andato abbastanza bene, sempre percorsi corretti, sempre in ordine. Il cavallo, come vedete, è molto bello, un cavallo di figura, credo che sia un cavallo olandese, decisamente molto bello. Ecco, seguiamo la ragazza che al momento è indenne da penalità. Ecco, sta affrontando il largo. Ecco. Non commento per non... È successo lo stesso. La classica iella, ma è successo la stessa cosa. Comunque bene, ripeto, questa ragazza è stata, diciamo, costante nel rendimento. C'è da augurarsi che prosegua così e poi noi cercheremo di provarla anche in campo internazionale. Ecco, siamo all'ultima fase, io non vedo, la postazione non è tra le migliori, sta passando l'acqua, 0 penalità e affronta la gabbia finale. Bene, decisamente un ottimo percorso con 4 penalità. C'è un leggero fuoritempo, ma non modifica, diciamo, il giudizio estremamente. Comunque forse il miglior percorso nella seconda manche. Direi che è il miglior percorso che abbiamo visto nella seconda manche. Un'ottima prestazione di questa ragazza, che peraltro è del 74, prima che possiamo sfruttare negli juniores anche per il prossimo anno. 4 penalità e mezzo nella seconda manche, 12 e mezzo nella prima, 17 complessive, quindi per adesso la migliore posizione in classifica resta quello di Enrico Maria Frana, che con le 4 nella prima e le 8 nella seconda ha fino adesso soltanto 12 penalità.
Ultimo cavallo della seconda manche, Silver Eagle, montato da Massimo Comina. Massimo Comina l'avete visto a Piazza di Siena, è un cavaliere che stiamo apprezzando molto, ci segue sempre nelle nostre trasferte all'estero. Al momento non ha un cavallo felice, la federazione gli aveva assegnato il cavallo Rebel, ma purtroppo il cavallo si è fatto male. Il cavallo che monta adesso non è dei migliori, lui è molto bravo, direi che dei ragazzi presenti oggi questo è quello che ha la maggiore professionalità, esperienza, molto estroso, si adatta a tutti i cavalli, spesso monta improvvisa dei cavalli all'ultimo momento anche in percorsi di estrema difficoltà. Ecco, netto fino adesso, affronta il largo, vedete quanto è plastico questo ragazzo e con quanta elasticità riesce a inserirsi in maniera armoniosa con il cavallo. Ecco, io forse se seguo nel monitor molto meglio perché vedo un po' tutto. Ecco, siamo alla gabbia, peccato un errore e un secondo errore sia sul primo che sul secondo ostacolo della gabbia. Potrebbe essere un momento di stanchezza del cavallo? Ma direi che forse no, direi che proprio il cavallo spesso ci ha deluso proprio nelle gabbie, è un cavallo che ha questo, diciamo pure viziaccio di deluderci sulle gabbie. Ecco, vedete che anche qui non è stato tra i più brillanti. 52,97. C'è anche un leggero fuori tempo, quindi adesso aspettiamo 12 e 3/4 le penalità complessive per Silver Eagle nella seconda manche, 13 nella prima e quindi 25 e 3/4 complessive. Ed eccoci alla terza manche, abbiamo detto 2 qualificati, Massimo Grossato su Free Diamond con 13 penalità e 3/4, Enrico Maria Frana su Busby secondo con 12 penalità. Enrico Maria Frana è fino adesso anche fra i primi nella classifica provvisoria dopo le 2 gare che si sono svolte nei giorni scorsi, mentre Massimo Grossato è tra le altre cose il fratello di Alessandro, che è colui che ha vinto la gara degli juniores riservata al primo grado, mentre Massimo Grossato nella classifica era quarto a pari merito con Stefano Bracco. Enrico Maria Frana dopo le prime 2 gare è primo. Grossato verso il primo ostacolo. Ecco, sta partendo, io non ho visto, stando da questa postazione, quali variazioni ha fatto il direttore di campo. Non ce ne dovrebbero Non essere. ce ne dovrebbero essere, per cui si ripete lo stesso tracciato. Soltanto con un buco in più su qualche ostacolo se non vada. Ecco, ha fatto errore e anche qui io insisto nel dire che i ragazzi stanno montando bene, ma questi errori derivano proprio da questa battuta che il cavallo non trova, e questo è un discorso da sottolineare. E vedete con quanta precisione il ragazzo avvicina, nessuna precipitazione, sempre però i cavalli non rispondono. E questo qui che è successo? Direi che forse, conoscendo il cavallo, l'entrata non è stata eccessivamente brillante. Il cavallo è abituato a entrare molto più brillante, è entrato con datura un po' ridotta sul primo, naturalmente l'ha pagata sul secondo perché il cavallo non ha più trovato la battuta. Ecco, vediamo dopo anche la punizione che il ragazzo ha dato al cavallo che cosa succede, ma conoscendo il cavallo penso che il cavallo risolva. Ecco, forse questa volta è un pochino più brillante e il cavallo, sia facendo di 2 errori, però risolve e passa l'ostacolo. È bene di capire che comunque Frana con la sua prima posizione in classifica e con questo percorso di Grossato ha messo una bella ipoteca. Una bella ipoteca. E pensate che con questo cavallo e con questo binomio, come vi dicevo, al campionati europei a Bourg-en-Bresse, con ostacoli di ben altra altezza, di potere decisamente superiori, il cavallo ha fatto un netto favoloso in un terreno però altrettanto favoloso, altrettanto rispondente. Ecco, generale, io vedo che al secondo posto nella classifica provvisoria dopo le 2 prove dei giorni scorsi c'era Stefano Breccialori, che abbiamo visto vincere il Gran Premio a Roma. Che è successo? Niente, diciamo che il ragazzo innanzitutto è impegnatissimo, lo stiamo impegnando veramente tanto perché è l'unico juniores qua presente
che ha partecipato al campionato europeo di completo e al campionato europeo di salto. E il cavallo che lui ha è un cavallo federale e diciamo unico cavallo a sua disposizione, cavallo particolarmente difficile che al momento non è nelle migliori condizioni, cioè è un ragazzo che non può far conto su un ricambio di cavalli, il cavallo è quello, cavallo dato dalla federazione e il ragazzo non ha la possibilità di avere altri cavalli. Auguriamoci che qualche oculato sponsor capisca che questo ragazzo ascolti questa trasmissione e capisca che questo ragazzo, prima allievo di Piero e ora allievo del dottor Capuzzo, forse è il ragazzo che più si avvicina alla monta di Piero Dinzeo e meriterebbe una grossa sponsorizzazione, a mio parere. Ed ecco Enrico Maria Frana che a questo punto, salvo errori o omissioni, come si dice, salvo imprevisti, dovrebbe aggiudicarsi con una certa relativa comodità questa gara conclusiva del campionato italiano juniores secondo grado e quindi anche il campionato stesso, visto che era primo in classifica dopo le prime due prove che si sono disputate ieri e l'altro ieri. Sta andando molto bene. Sta andando molto bene, direi che se si aggiudica il campionato se lo merita tutto, perché veramente è stato il più costante, quello che ha reso di più. Vincere praticamente tutte e tre le prove in un campionato è un'impresa non da tutti i giorni, ecco. Anche se gli errori, come vedete, arrivano anche qui, ma siamo alla terza prova e quindi il cavallo comincia ad avere quella stanchezza che comunque credo che abbia un certo margine, no? Con Grossato lui. Sì, anche dalla prima manche erano 3 penalità di differenza. Eccola. E direi che ha finito. 12 penalità per Enrico Maria Frana nella seconda manche, con 12 della prima, vince senz'altro questa gara, vince questa categoria con 24 penalità complessive nelle 3 manche. E quindi direi che è anche il vincitore del campionato italiano juniores. Sì. Adesso un attimo di pazienza, poi daremo la classifica complessiva. Sì, direi senz'altro il vincitore, come dicevo prima, se l'è del tutto meritato. Mi auguro proprio che questo ragazzo confermi la sua estrosità, le sue qualità al vaglio del livello internazionale. La tradizione è portare il vincitore della categoria di secondo grado a Parigi, la rispetteremo anche quest'anno e speriamo proprio di aver trovato un elemento in più per la nostra squadra che ne ha bisogno. Ed eccoci alla classifica, cominciamo dalla categoria di cui abbiamo visto la seconda e la terza manche. Come abbiamo detto l'ha vinta Enrico Maria Frana su Basbi secondo, seguito da Massimo Grossato su Free Diamond e da Laura Costantini su Jolly. Per quanto riguarda il campionato italiano juniores secondo grado, al primo posto Enrico Maria Frana, che avevamo detto si era presentato a questa gara già in testa alla classifica dopo i primi 2 giorni. Poi abbiamo Massimo Grossato su Free Diamond e al terzo posto Stefano Bracco su Parigould de Choisy. Quarto Stefano Brecciaroli su Dwight, di cui ci avete sentito parlare con il generale Cini. Poi Massimo Comina su Silver Eagle, Federica Salvatori su Gigolò, Cristian Barcaccia su Gordon, Noemi Fantini su Jessie, Laura Costantini su Jolly, Emilio Bicocchi su Samurai Dupelon, Matteo Barca su Extase Van Heuvelgen, Grazia Laderchi su Pelé e Brian Mascenti su Danish Horse Moon. In questa premiazione anche una cerimonia singolare e abbastanza, come dire, commovente, un saluto ai 18enni che abbandonano la categoria juniores per passare a quella dei giovani cavalieri. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo appuntamento con l'equitazione, che sarà a Torino con un concorso internazionale di completo e di salto ostacoli il prossimo weekend.